Calcionate, calcionate! Rosso-azzurro dentro il cuore, Catania la passione con amore, voci forti nella curva, emozioni che nessuno mai ci ruba. Calcionate, la squadra che ci fa sognare, Catania sempre da tifare. Calcionate, la squadra che ci fa sognare, Catania sempre da tifare. Benvenuti a Calcionate, i commenti in casa rosso-azzurra. Una nuova stagione, la stagione 25-26 che vi accompagna naturalmente a conferma di un format ormai stagionato ma che dà sempre straordinarie garanzie. Sarò io a condurre questa stagione 25-26, però mi sembra giusto ricordare, apprezzare e ringraziare coloro che mi hanno anticipato, ovvero naturalmente Sabina Rossi e Vincenzo Lacorte. A loro chiaramente va un abbraccio e un augurio per la stagione che comunque li vede sempre protagonisti qui su Globus Television. Voglio ricordare che siamo in diretta in questo momento sul canale 19 di TVM Palermo, però possiamo anche divulgare il segnale di Calcionate e quindi di Globus Television attraverso varie piattaforme. Abbiamo una clip che ci riassume il tutto. Naturalmente siamo sulla piattaforma HBB TV regionale del canale 15 e anche del canale 18, ma siamo anche su una piattaforma dell'HBB TV nazionale sul canale 268. Siamo live streaming su globusmagazine.it/video, naturalmente anche sulle piattaforme Twitch, TV Dream e Facebook, e poi naturalmente anche attraverso i canali di Local TV e Cyborg TV. Vedete, abbiamo già anche un numero WhatsApp, il 340 051 12 86. Questo è un numero importante perché servirà per interagire insieme, perché questa è una trasmissione dove anche i tifosi potranno e dovranno dire la loro. Tra poco insomma incominceremo a leggere i loro messaggi, perché mi sembra giusto presentare anche la mia partner femminile di questa trasmissione. Buonasera Ettore. Ciao Noemi, ben trovata. Grazie. Sei un po' emozionata, diciamolo pure, è un tuo L'emozione tributo. c'è sempre sicuramente. Benissimo, allora tu sarai in postazione per darci i commenti all'interno della trasmissione, i commenti che arriveranno attraverso la pagina Facebook naturalmente di Calcionate, i commenti in casa rosso-azzurro, ma c'è anche il numero WhatsApp, lo vogliamo ricordare? Sì, il numero WhatsApp è 340 05 11 286. Perfettissimo, mi raccomando, al termine della trasmissione dobbiamo festeggiare, perché il debutto va sempre festeggiato, magari davanti a un buon aperitivo, se siete d'accordo. Assolutamente. Ok, allora parte ufficialmente dunque questa stagione 25-26. Purtroppo non parte benissimo, perché come tutti ben sanno, insomma, il Catania è reduce da una sconfitta anche molto pesante a Cosenza. A tal proposito iniziamo subito con la lettura dei risultati di questa quarta giornata che si è giocata domenica. Abbiamo anche la schermata a tal proposito, eccola qua. Foggia e Latina che pareggiano 1-1, vittoria del Monopoli 2-0 contro l'Audace Cerignola, pareggio tra Potenza e Crotone 3-3. Vince fuori casa il Casarano 2-1, vince anche fuori casa il Benevento 3-0 contro il Siracusa. Pareggio tra Atalanta Under 23 ed Altamura, 0-0 il risultato finale. 4-1 la vittoria del Cosenza purtroppo contro il Catania, vince anche il Trapani 2-0 contro la Casertana. E poi c'è la Salernitana che vince, seppur soffrendo, 2-1 contro il Sorrento. La partita tra Cavese e Giuliano si giocherà a partire dalle 20:30 proprio stasera stessa. Guardiamo anche la classifica, una classifica che ci vede attualmente comunque come Calcio Catania al primo posto, però è anche vero che la Salernitana ha una partita da recuperare. Salernitana e Catania, oltre al Benevento in testa con 9 punti, 7 punti per il Monopoli ed il Casarano, con 6 punti
punti la Casertana, 5 punti per il Crotone, il Cosenza, Potenza e Picerno, oltre all'Audace Cerignola. 4 punti per l'Atalanta Under 23 insieme al Giuliano, Altamura e Latina, oltre che il Foggia. Con 2 punti il Trapani, da sottolineare che un Trapani in grande spolvero perché ha già annullato la penalizzazione iniziale della stagione che era di 8 punti. Con 1 punto la Cavese ed il Sorrento, chiude la classifica all'ultimo posto il Siracusa con 0 punti. Guardiamo anche il prossimo turno perché si giocherà domenica prossima. Domenica sarà una partita importante non soltanto per il Catania ma anche per le altre compagini. Audace Cerignola, Foggia, Casertana Cosenza, Catania Sorrento, Crotone Siracusa, Latina Monopoli, Casarano Cavese, Altamura Trapani, Benevento Atalanta Under 23, Giuliano Salernitana ed infine Potenza Picerno. Abbiamo però il collegamento, quello non manca mai all'interno di Calcionate, del direttore Enzo Stroscio che ci sta seguendo dalla sua postazione. Buonasera direttore. Eccoci qua, presenti e sempre pronti a parlare del Catania. È vero. Allora, intanto una battuta veloce e poi dopo magari incominceremo a sentire i pareri anche dei tifosi attraverso i messaggi che arrivano sia sulla pagina Facebook che su WhatsApp. Hai visto la partita in bassa frequenza? Che Catania abbiamo visto? Un po' inaspettato, soprattutto perché le 3 partite ci avevano fatto capire che forse era un Catania diverso rispetto a quello dello scorso anno. Troppe stranezze in questa partita, una formazione giocata per un campo come il San Siro dove la palla scorre bene e non in un campo in cui c'erano tante bozze e loro lo sapevano, quindi una formazione schierata con un trequartista che non è un incontrista contro una formazione ostica e l'allenatore lo sapeva benissimo perché in sede di riunione di conferenza stampa ovviamente ne abbiamo parlato che è una squadra ostica che chiaramente non guarda al gioco ma guarda al volume di gioco, una squadra che chiaramente quei lanci lunghi portava i 3 di centrocampo a girarsi quindi tornare indietro, non ha fatto pressione, non ha fatto un tiro in porta. C'è troppe stranezze che i nostri amici l'hanno commentata come un non Catania. Beh, io sono comunque ottimista perché le 3 partite che lo hanno visto protagonista non mi sono sembrate 3 partite negative. Ci può anche stare che vai a Cosenza, perdi la bussola con qualche anche assenza inaspettata. No, ma perdi anche le gambe perché perdi anche le gambe, è vero. Non hanno avuto quella che era la contezza e la costanza di una squadra che credo, abbiamo detto tutti quanti, aveva un buon ritmo nelle gambe e soprattutto notizia di oggi pomeriggio pare che Martic si sia in quella famosa a lungo per inseguire quel velocissimo giocatore si è stirato. che si chiama Juan, che era una scheggia impazzita, che non ha mai segnato un gol e l'ho segnato al Catania, gli abbiamo dato questo onore, no? Che aveva fatto un 80 metri qualche attimo prima, ne ha fatti poi altri 60 dopo e non è stato per niente osteggiato con la spalla. Si è visto un Martic veramente fuori forma, no? Lo ha inseguito senza poterlo prendere e pare che starà via 2 mesi perché si è stirato. Ahimè, ahimè. Allora facciamo una cosa, adesso ci guardiamo gli highlights della partita, caro direttore, e poi dopo magari andiamo nei dettagli dal punto di vista tecnico. Pertanto highlights della sconfitta purtroppo del Catania in quella di Cosenza, risultato finale 4-1 per i calabresi. Alla quarta giornata il Catania arriva a Cosenza da capolista a punteggio pieno dopo 3 giornate, 3 vittorie, 11 gol fatti e 0 subiti contro Cosenza ancora a secco di successi con 2 punti in classifica e qualche assenza per questa partita. 4-3-2-1 per Boucher del Cosenza con Florenzi e Ricciardi alle spalle di Mazzocchi, solito 3-4-2-1 invece per Toscano che schiera forte davanti sostenuto da Ciccerelli e D'Ausilio. Parte bene il Catania con Casasola che mette dentro questo pallone difeso in calcio d'angolo
ed è questa la prima potenziale occasione per il Catania, che poi però cala nel corso del primo tempo e le occasioni migliori ce le ha il Cosenza. Questo tiro da fuori di Langella che termina alto sopra la traversa di Dini, ancora spinge il Cosenza bucando a sinistra, poi la conclusione viene ribattuta da parte di Martic. Il gol però lo segna Ricciardi perché il pallone era entrato, viene chiamato l'FVS, Football Video Support, la grande novità di quest'anno in Serie C. Come vedete il pallone è entrato dopo il palo, con Ricciardi che si sblocca in questa stagione, segna il primo gol del suo campionato dopo i 4 gol segnati in Serie B l'anno scorso con il Cosenza. Primo tempo che termina quindi 1-0 per il Cosenza. Catania che subisce il primo gol del campionato dopo oltre 300 minuti di imbattibilità, e nel secondo tempo Dini ci mette del suo per far segnare Florenzi con il secondo gol da fuori area per il numero 34 del Cosenza nelle prime 4 partite della stagione. Raddoppia il Cosenza con il tiro da fuori di Florenzi, però c'è molto dell'errore di Dini in questo gol. Poi Mazzocchi spinge ancora, supera l'avversario, Mazzocchi dentro l'area di rigore, non riesce a superare Dini che questa volta compie un'ottima parata. Poteva essere il colpo del KO già al 62esimo minuto per il Cosenza, con Mazzocchi che però non riesce a trovare il gol del 3-0. Reazione subito del Catania con l'ingresso dalla panchina di Lunetta che supera così Vettorel. Il 2-1 è molto bello e il Catania rientra in partita con il terzo gol dalla panchina in 4 partite per Lunetta, che aveva giocato soltanto 68 minuti prima di oggi e ha già trovato 3 gol nel suo campionato. Dall'altra parte poi spinge il Catania, lascia campo a Kuan che si fa tutto il campo come un centometrista e nella giornata della finale mondiale dei 100 metri segna un gol davvero fantastico con un'accelerazione clamorosa. Kuan che si fa tutto il campo in pochissimi secondi, non gli sta dietro Donnarumma, non gli sta dietro nessuno, riporta il Cosenza in vantaggio di 2 gol. Poi Forte cerca il gol dell'ex, viene sbarrato però dalla traversa con la conclusione potentissima che termina però sulla traversa. Allora nel recupero, quando la partita è ormai terminata, c'è spazio anche per il poker e il gol di Langella e il Cosenza la chiude così al 5° minuto di recupero con il 4º gol. Catania che non aveva mai subito gol nella prima giornata ne subisce 4 oggi. Cosenza sale a 5 punti in classifica, Catania bloccato a 9. Ahimè che sconfitta, 4-1 pesantissimo, un risultato veramente che spiazza un po' tutti, soprattutto gli addetti ai lavori. Allora Noemi, so che è arrivato già qualche messaggio, ci vuoi dare lettura? Allora, Alfredo Caldarella ci scrive: buonasera, le partite si vincono a centrocampo, ieri grande regalo di Toscano al Cosenza. Bene. Giuseppe Riolo ci scrive: ieri Catania non pervenuto, 4 sberle che bruciano e poi tanto rumore per Caturano, che ieri non è stato nemmeno convocato, mi chiedo come mai non giochi. Questa è una bella domanda, tra poco cercheremo di dare anche una risposta. A tal proposito richiamo di nuovo anche il direttore. Secondo te perché Toscano non ha buttato nella mischia Caturano? È proprio talmente indietro di preparazione secondo te, direttore? Perché non ha messo Aloi in squadra e lui alla domanda tipica come sta Caturano, se è della partita, ha detto indisponibile, punto. Allora, se tu sei un allenatore e c'è un giocatore indisponibile e lo dici, puoi dire benissimo indisponibile per un sovraffaticamento, per una distorsione, perché sono delle cose normalissime che fanno parte del gioco del calcio. Però attenzione, guarda che comunque all'inizio della partita c'è stato il dubbio Aloi se effettivamente buttarlo nella mischia o meno. Ora ci arriviamo, perché poi vedi ci sono delle componenti che tu accetti, perché quando sei in conferenza stampa accetti, però puoi anche non accettare da un punto di vista giornalistico. Si dice che gli indisponibili saranno detti a fine partita, poi una comunicazione a fine, scusami, conferenza stampa.
ma una comunicazione a fine conferenza stampa non è avvenuta poi successivamente, quando poi sono presentati quelli che partivano per Cosenza. E lì scopri che ovviamente Caturano non c'era prima, non c'era neanche dopo, però c'erano tutti gli altri. Solo Rolfini poteva dirlo benissimo, lo sapevamo, però questo segreto non lo so. So che si sta allenando, ma tutta la squadra era al completo. Quindi fino al momento della convocazione Aloi era della partita. Non è stato schierato né dall'inizio né in corso d'opera, perché chiaramente la carenza a centrocampo è stata vistosa. Io però spezzerei una lancia a favore del mister, perché io non credo che così per fattori al di sopra di quelli che conosciamo un allenatore si possa privare di un giocatore come Aloi. Ha detto che non stava bene, ma ricominciamo con le stesse disavventure che non stanno bene nel momento in cui salgono nel pullman o si fanno la preparazione o altro. Beh, io non credo che comunque, ti ripeto, mister Toscano rinunci ad un elemento come questo, perché in questo momento è senz'altro uno dei centrocampisti più in forma, ed andarsi a fare una partita così impegnativa a Cosenza senza Loi, evidentemente questo ragazzo stava male. Almeno questi possono essere i nostri pensieri. Ma stava male, non te lo porti, perché da quando si dice nei rumors sono partite alle 5 del mattino, non sono partite la sera per stare lì e quindi valutare anche il riposo notturno, dato che la partita era alle 3. Sì. Sono partiti di mattina, nelle mattinate. Così hanno detto i rumors, poi magari mi smentiranno, vabbè, sarò contento. Hai certezza, direttore? Perché questa è una dichiarazione forte, no? Nel senso che se diciamo che effettivamente la squadra è partita alle 5 del mattino, evidentemente comunque non si parte alle 5 del mattino, soprattutto tra i professionisti, tenendo presente che la partita è alle 15:30. Può essere che quella aspettiamo un'eventuale conferma oppure no. Non era corretto, però è possibile, basta verificare un attimino se hanno dormito in albergo, ovviamente, quindi è facile, non è che ci vuole la scienza lì a capirlo. Abbiamo tra l'altro qualche messaggio, se non sbaglio, Noemi. Sì, Alberto Maugeri ci scrive: fino all'ultimo ce la giocheremo con Salernitana e Benevento, ma mai come quest'anno abbiamo i mezzi per vincere noi il campionato. Condividi, direttore, questa squadra catanese se la giocherà veramente con Benevento e Salernitano, oppure ci potrebbe essere una quarta incomoda? Il Catania deve temere le squadre di bassa classifica, perché si giocano le partite della vita, giocano sulle gambe. È vero, è vero. Dipende dalla temperatura, dal campo stesso, perché adesso abbiamo giocato sempre in condizioni ottimali. Qualche avvisaglia c'è stata, 10 minuti di sbandamento ci sono stati, però una cosa che avevamo notato nelle prime 3 partite era la costanza e la stabilità della squadra, ma soprattutto una buona preparazione. Però non ci dimentichiamo, direttore, che anche contro il Monopoli, insomma, qualche sofferenza di troppo c'è stata prima di vedere una squadra dilagare. Quei 15 minuti di stacco, ma se noi andiamo a rivedere, adesso io non vi vedo quindi non lo so, se andiamo a rivedere il gol di Ricciardi, questo è da oggi le comiche. Sì, c'è stato un batti e ribatti e poi la palla era dentro, decisamente dentro. I giocatori del Cosenza e gli sbandati del Catania che cercavano di tirare palla e non le tiravano addosso il palo. E Ricciardi è stato per 3 volte davanti alla porta senza nessun tipo di marcamento, cioè, e le stelle stavano a guardare. Ma succede, i difensori? Succede. Se rivediamo il gol da altre angolature, perché io l'ho visto da altre angolature, si vede perfettamente. Poi ovviamente la ribattuta la prende sempre appunto Ricciardi, e poi alla fine ha fatto gol perché la palla era decisamente dentro. C'è stata la dichiarazione comunque anche di mister Toscano al termine, una dichiarazione che ha rilasciato a Salvo Russo proprio di Globus Television. L'ascoltiamo. Da lì si capisce che anche lui, insomma, è molto amareggiato per la partita giocata dai suoi ragazzi. Conosco l'ambiente, conosco che nei momenti difficili è un ambiente che non si sfalda, anzi si compatta ancora di più. Hanno nel DNA questa voglia di combattere sempre, l'hanno dimostrato oggi. Oggi noi siamo andati al di sotto di
certi livelli di duelli, di determinazione, ma soprattutto quando avevamo la palla e anche quando non ce l'avevamo, arrivavamo ai 16 metri e ancora non eravamo determinati e cattivi a far male, perché ci sono state anche situazioni sullo 0-0 per poter far male. Poi hai preso il gol, hai continuato ad essere ancora non determinato, c'è stata una fase della partita che potevi riprenderla sul 2-1, abbiamo avuto due situazioni da sfruttare meglio, non l'abbiamo fatta, poi ha preso un gol in contropiede su un calcio d'angolo a favore nostro e lì la partita è finita. Queste partite ti devono insegnare che il campionato, non perché lo dicevo quando abbiamo vinto, lo dico adesso, sarà difficile, lungo, con mille difficoltà e noi dobbiamo essere bravi a superarle. Torniamo con un bel bagno di umiltà a casa, ma tutti, non solo noi, ma tutti, perché sembrava che dovessimo fare una passeggiata oggi, che il campionato è finito, non è così, sarà un campionato lungo e difficile. Quando si vince tutti e quando non si vince si perde tutti, quello è. Tutti dobbiamo vedere cosa potevamo fare di più e meglio, ma serenamente, tranquillamente. Domani ci rivedremo la partita, vedremo cosa non abbiamo fatto bene e cosa dovevamo fare. E pensiamo alla partita di sabato, perché subito c'è un altro esame, un'altra prova, un'altra partita che ti dà la possibilità di capire se la frase che dico sempre, o vinci o impari, serve. Noemi, mi hai detto che, se non sbaglio, sono arrivati altri messaggi? Sì. Ce ne leggi qualcuno? Salvatore Mascali scrive: nel frattempo gli infortuni continuano, non si riesce ad interrompere questa sfortuna. Due sono i problemi: o il tipo di allenamento e sappiamo su quale campo lo fanno, o i preparatori che avranno dei problemi sul tipo di allenamento da fare seguire. Bene, vogliamo ricordare anche un'altra cosa importante, che siamo in diretta dove? Sulla pagina Facebook di Calcionate e i commenti in Casa Rossazzurra. Benissimo, voglio anche ricordare che c'è un numero di telefono importante, perché da quest'anno, al termine della trasmissione, prima appunto che concludiamo il nostro programma, avremo modo di dare spazio soltanto ad un tifoso per un collegamento telefonico, quindi se volete vi potete già subito prenotare allo 095 81 88 650. Andrà in diretta soltanto un ascoltatore, che sarà sicuramente un tifoso del Calcio Catania. Quindi ripeto ancora una volta il numero: 095 81 88 650. Allora, voglio ritornare a parlare con il direttore, perché, diciamolo pure, questa Salernitana non dico che fa paura, però è anche vero che è con una partita in meno al primo posto con il Catania. Tra poco vedremo anche gli highlights, perché la vittoria contro il Sorrento è stata, diciamo, sudata, e il Sorrento noi lo incontriamo praticamente sabato. Ti fa paura questa Salernitana, direttore? Come dicevo prima, a me fanno paura le squadre che non giocano a calcio. Giocare con la Salernitana, Ma le squadre di Raffaele Benevento, purtroppo giocano a calcio, a calcio, quello vero, il calcio del campo, con le formazioni schierate giuste, non a buttare la palla e inseguire tutti quanti la palla come ha fatto il Cosenza, ovviamente. Quindi io temo queste squadre, come temo il Siracusa e squadre minori. Il Catania ha sempre dimostrato che, e l'ho detto anche all'allenatore, no? Un bagno di umiltà, ma noi l'avevamo anche anticipato, e quindi siamo d'accordo con Toscano. Le responsabilità, io gli ho fatto la domanda, no? Dice, quando si vince vincono tutti, quando si perde è colpa dell'allenatore. Lui ha detto no, è colpa di tutti, no, è colpa dell'allenatore, perché statisticamente è così. Poi, Ma gli allenatori non vanno in campo, però, direttore, in campo ci vanno soprattutto i calciatori. Storiche, se sempre detto così, quindi Vox Populi, Vox Dei, Dei, assolutamente, se lo dice quindi, lui che è l'allenatore del Calcio Catania. Così, tant'è vero che quando un allenatore perde, dice perdetelo con me e non con i giocatori che sono andati in campo, quindi ci sta sta cosa qua. Beh, Ma questo è anche vero. ha fatto una buona disamina della partita,
il Catania non ha giocato, non è stato da Catania, non ha fatto le azioni sulle fasce perché tra l'altro il Cosenza si vedeva in modo macroscopico, aveva un portiere debolissimo, quindi tiri da fuori zero, con un portiere debolissimo vai a nozze con i tiri da fuori, eppure con le squadre ostiche che si fanno barriere perché correvano molto di più del Catania, quindi 10 avanti, 10 indietro. Non parliamo però della prestazione di Dini, che è stata veramente scandalosa, incredibile come... C'è quando fa il santo, c'è quando purtroppo lo non so, avviene, purtroppo, no? però è anche vero che un portiere quando subisce certi gol, spesso e volentieri taglia le gambe agli interi... La stessa cosa ha fatto il portiere dell'Inter, ha preso gli stessi gol che ha preso Dini. Ma quella è un'altra storia, parliamo di Lega Pro. Non colpevolizziamo Dini perché ha preso i gol da fuori. No, non lo sto condannando, ci mancherebbe, Perché Dini altre volte ci ha salvato da assolutamente, da altre cose. condivido. No, volevo Il soltanto problema- sottolineare... il problema di fondo che il Catania, come tu hai visto benissimo, ha perso il centrocampo e Sì. ha perso la partita. Ha perso la partita. Allora, sabato si giocherà contro il Sorrento, ci guardiamo gli highlights perché questa Salernitana, seppur soffrendo, ha battuto questo Sorrento che invece li aveva eliminati in Coppa. È un Sorrento da prendere con le pinze, poi ne parliamo di nuovo anche con il direttore. Per intanto guardiamoci gli highlights velocissimi, la vittoria appunto della Salernitana 2-1 contro il Sorrento. Più di 12.000 persone alla Rechi che riapre le porte alla propria gente per Salernitana Sorrento. 2 partite giocate, 6 punti per la squadra di Raffaele, affronta un Sorrento in difficoltà ma che ha eliminato la Salernitana dalla Coppa Italia vincendo ai tiri di rigore. Partita che porta molto bene a Roberto Inglese, che ha segnato 4 gol al Sorrento, 1 in questa stagione in Coppa Italia. 3 con la maglia del Catania lo scorso anno. Sorrento che però parte benissimo con Piras che trova Sabatani, salta l'avversario, sinistro all'angolo, 1-0 per il Sorrento, primo gol su azione della stagione della squadra di Mirko Conte. Grande giocata di Piras, ancora meglio Sabatani che manda a vuoto Quirini all'esordio. Nel secondo tempo con i cambi ma anche con un piglio diverso la Salernitana rientra in campo, Tascone mette dentro per Quirini, i nuovi confezionano il gol ma sul cross in inglese per Tascone c'è posizione irregolare da parte del centrocampista. Review da parte del direttore di gara che conferma il fuorigioco di Tascone, impressione che avevamo avuto anche dal campo. Sponda per Quirini, gol annullato, si resta sullo 0-1. Cresce però la Salernitana, cross dalla tre quarti, esce non bene il portiere, arriva Varone che calcia, non c'è calcio di rigore in questo caso con l'intervento difensivo. Knezovic si presenta alla panchina, Arrasser è fenomenale con l'ausilio della traversa, punizione fantastica di Knezovic in gol qui contro il Siracusa. Rimessa laterale successiva, chi c'è? Sempre lui, Roberto Inglese, una sentenza, 98 gol in carriera, 5 alla Sorrento. Gli porta veramente bene giocare contro il Sorrento, ma sempre e comunque, anche in una serata difficile, ci mette la firma Bobby English. Sono i minuti più difficili della serata del Sorrento, palla aperta a sinistra per Villa che rientra sul destro, mette il cross, Gallo, capomaggio, una capocciata fortissima all'angolo per l'uomo che Raffaele ha voluto fortemente, era il suo principale attore. Calcio d'angolo al 90esimo, cross dentro, un tocco con un braccio in area di rigore, chiesta la review, check un po' più lungo del previsto, poi rigore assegnato al Sorrento. Parte dal dischetto Santini, è uscito dalla panchina, Donnarumma, si è già preso Salerno. Intervento poderoso di Donnarumma che riesce a parare il rigore all'avversario. Finisce così con l'ultimo brivido la Salernitana è a punteggio pieno a 9 punti, batte il Sorrento 2-1, resta 1 il Sorrento in classifica. Che partita
a Salerno, vittoria 2-1, e ci sono due nomi insomma che stuzzicano ancora un po' i tifosi rosso-azzurri. Uno è quello che tutti conosciamo, inglese, che ancora una volta ha messo dentro un pallone importantissimo, e poi Capomaggio, che insomma per molte settimane è stato inseguito dalla dirigenza. Questo Sorrento, che tra l'altro ha sfiorato il pareggio all'ultimo istante, secondo me è da prendere con le pinze, quindi possiamo già incominciare a fare, non dico un pronostico, ma a preparare quello che sarà l'incontro di sabato pomeriggio. Direttore. Due belle squadre, la Salernitana ha fatto un gioco di pressing, tiro da fuori, pallone dalla fascia destra e dalla fascia sinistra. Io ho visto la partita, ho visto una bella partita, ma il Sorrento non ha demeritato. Assolutamente, assolutamente. Ha giocato fino all'ultimo, si è mangiato poi il rigore, vabbè. Era anche in vantaggio, tra l'altro. Due belle squadre comunque, quindi verrà un Sorrento che affronterà il Catania a viso aperto, ovviamente. E Catania si deve svegliare perché diciamo che non può sbagliare, diciamo che non può sbagliare. Non può sbagliare, ma si deve svegliare perché se ha preso 4 gol in un'unica partita dopo che è stato inviolato per 3 partite, un segnale, qualcosa deve esserci successo. Ma infatti il mister lo ha detto, ci si incontrerà appunto martedì, si farà quadrato intorno ad un tavolo e si capiranno quelli che sono stati gli sbagli. Abbiamo, se non sbaglio, qualche altro comunque messaggio da parte dei tifosi? Noemi? Sì, Antonio scrive: egregio direttore, le condizioni del San Vito, la casa madre di Mimmo Toscano, sono note a tutti gli addetti ai lavori italiani. Per quanto riguarda i lupi della Sila, la maggior parte sono calciatori retrocessi dalla categoria superiore, molto conosciuti. Quindi niente alibi, si è spenta la luce a Cosenza. Saluti. Allora, questo era un messaggio sulla piattaforma WhatsApp, però se non sbaglio ci sono anche dei messaggi invece sulla pagina di Facebook. Calcionate, sulla pagina Facebook appunto della nostra trasmissione. Ci dai lettura? Salvatore Mascole scrive: un Cosenza con problemi societari, senza tifosi. Si doveva aggredire dall'inizio invece di attendere. Si è visto benissimo che Casasola e Donnarumma bloccati. Che ordine gli è dato? Perdere così fa male. È vero, è vero. Correttissimo, correttissimo. Infatti noi giocavamo con un silenzio assordante. Niente tifosi del Catania per scelta della prefettura. Stendiamo un velo pietoso perché pensare ad una cosa di questa è incredibile. A fare vuoi, a fare tuoi, a fare nostri, vediamoci così con calma, perché non si può attraversare Messina, non si può attraversare Palermo, non si può attraversare Caltanissetta, non si può attraversare Reggio Calabria. Insomma, il Catania deve andare con i droni a giocarsi le partite. È vero. E i tifosi pure, ovviamente. È vero, è vero. Senti, ha sottolineato Donnarumma e anche Casasola, che sono stati certamente un po' bloccati sulle fasce. Condividi questo pensiero da parte del tifoso? Ma chiaro, è stato così, è stato proprio palese che l'allenatore del Cosenza l'ha vista meglio la partita. Ha imbrigliato bene le fasce, certo, anche perché poi ha visto un centrocampo molto debole e nelle prime 20 minuti ha un po' aspettato e il Catania poteva fare male perché si riuscivano a muovere. Nel momento in cui li ha imbrigliati, scusate, nel momento in cui li ha imbrigliati il Catania è finito. È vero. Ha imbrigliati il centrocampo e sono spariti vari Cicciarelli, varie... proprio nessuna spinta in più, ma tu pensa che Forte poi nel momento in cui è entrato Di Tacchio e poi nel frattempo c'era anche la seconda punta che era quella lì di Lunetta, di Lunetta, Forte è diventato il giocatore che doveva essere per 2 o 3 occasioni, anche la traversa, insomma questo ci fa pensare che forse era quello il gioco del Catania, come tu hai visto, era quello il gioco del Catania. Sarebbe stato il gioco propositivo, un gioco veramente importante che avrebbe impegnato una difesa scarsissima che è quella del Cosenza, con un portiere chiaramente non all'altezza, mentre un buon centrocampo e poi quei 2 corridori, mi riferisco ovviamente a Juan e a Ricciardi,
con l'aiuto di Florenzi, che poi hanno segnato tutti, ha segnato anche l'Angella. Hanno fatto la differenza. Mancava che si chiama il portiere della fatta. Io penso però, direttore, che probabilmente la scelta di mister Toscano era quella un pochettino di tenersi coperto il più possibile, mettendo soltanto in avanti Forte, mentre invece con l'ingresso di Lunetta qualche cosa insomma è variato. Gimenez non è un incontrista, Gimenez è un cesellatore, uno invece che mettendolo deve a avere i suoi centrocampo c'è spazi. stato questo sbaglio tecnico. Gimenez a fare come dire barriera. Sì, sì. Chiaramente Conosciamo le il giocatore caratteristiche, è distratto. è vero. Allora, direttore, ti comunico che all'interno di Calcionate in questa stagione arrivano le pagelle che sono state preparate da Marcello Caponnetto. Le guardiamo insieme. Calzonate! Calzonate! Dini, 4,5. Sembra un altro giocatore rispetto alle prestazioni a cui ha abituato i tifosi. Colpevole nel secondo gol del Cosenza a causa di un intervento più che indeciso su un tiro poco angolato e potente. Non riesce inoltre a trasmettere sicurezza ai compagni attraverso leadership e gioco coi piedi. Pieraccini 5-. Non riesce mai a coprire la fascia di sua competenza e quando ci prova appare sempre impreciso e spaesato. È il principale colpevole sulla prima rete della squadra cosentina. Prova infatti ad intervenire ma non riesce ad intercettare la sfera sulla situazione del gol del primo vantaggio del Cosenza, firmato da Ricciardi. Di Gennaro 5. Prova spesso ad anticipare i giocatori della squadra rossoblù spingendosi fino a centrocampo ma con poca efficacia e precisione, perdendo quasi ogni contrasto. Prova però a lottare in più zone del campo, ma la poca qualità dimostrata sul rettangolo verde ed il nervosismo gli costano un giallo nel primo tempo, che probabilmente ha sancito la sua sostituzione all'inizio della ripresa. Gherardi 5,5. Il migliore dei suoi sulla linea difensiva. Prestazione opaca per il difensore ex Vicenza. Le prime uscite stagionali lo avevano sempre messo in buona luce, lo dimostrano anche i 2 gol realizzati contro Foggia e il Monopoli. Ha riscontrato però particolari difficoltà contro gli attaccanti della squadra avversaria, risultando particolarmente nervoso ed impreciso anche negli appoggi. Donnarumma 5. Quasi mai pericoloso nella metà campo avversaria. Prova a creare qualche spunto con galoppate sulla fascia sinistra e con qualche fraseggio con i suoi compagni, ma non risulta mai efficace. Soffre costantemente le incursioni di Cimino, che lo mette continuamente in difficoltà sulle 2 fasi. Jimenez 5. La sua qualità a palla al piede non si può di certo mettere in discussione, lo ha dimostrato in diverse situazioni, ma nella prestazione odierna non è mai riuscita a creare superiorità numerica nelle situazioni di contropiede a lui favorevoli. Quasi del tutto contrastato dalla buona fase difensiva del Cosenza e dalla collettività dei giocatori in maglia rossoblù. È apparso anche in ritardo ed impreciso sugli interventi difensivi ed in fase di interdizione. Ha infatti concluso la sua partita con un giallo sul groppone. Corbari 6-. Poco incisivo in mezzo al campo. Non sfrutta la fisicità di una partita molto chiusa e lenta e non riesce a fare del filtro alla difesa e all'attacco, facendo risultare il gioco del Catania sterile e lento. Ha però il merito di aver rotto la linea di centrocampo della squadra calabrese nel contropiede che è valso il momentaneo 2-1, fornendo di fatto l'assist per Lunetta. Casasola 5-. Il peggiore dei 2 quarti di centrocampo. Si fa trovare spesso impreparato durante le incursioni offensive del Cosenza, in particolare su quelle del bravo Florenzi, che lo supera più di una volta, guadagnando anche un fallo pericoloso al limite dell'area. Mai preciso nei tempi di gioco e negli interventi, termina la sua partita con un'ammonizione. Cicerelli 5,5, altro giocatore di grande qualità che in una partita con formazioni così chiuse ha faticato e non poco ad impostare la manovra catanese per assaltare la porta del Cosenza. Trova qualche guizzo interessante ma senza mai trovare la giocata da numero 10 che avrebbe di certo aiutato in maniera decisiva i suoi compagni. D'Ausilio 5. Riesce raramente a rendersi pericoloso in zona offensiva, prova a combattere in mezzo al campo ma non riesce ad imporsi. Inoltre è poco lucido nelle giocate chiave che avrebbero potuto innescare i suoi compagni.
forte 5,5. Si batte sempre per la causa, ma ha grandi difficoltà ad arpionare i palloni offerti dai compagni, spesso anche per la poca pulizia con cui riceveva la sfera. Prova ad aiutare la squadra per tutta la partita, anche in fase difensiva, offrendo raddoppie sponde per ripulire palloni complicati, ma non riesce mai ad essere decisivo e a rendersi pericoloso. Da segnalare però una traversa pericolosa da lui colpita grazie ad una grande girata di petto. Martic 5+. Entra al posto dell'ammonito Di Gennaro, probabilmente per offrire centimetri e fisicità alla squadra, ma non riesce mai ad imporsi in fase difensiva, finendo per subire anche un tunnel da Mazzocchi che ha sfiorato il gol del 3-1 cosentino. Sfortunato nella situazione del quarto gol della formazione calabrese, perché durante l'azione si infortuna e non riesce più a correre per inseguire l'avversario. Stoppa 6+. È entrato al posto di D'Ausilio e tra i pochi a salvarsi nella formazione del Catania. Mister Toscano decide di cambiare tutta la tre quarti con una mossa azzeccata e lui lo ripaga facendo alzare i giri del motore del centrocampo rosso-azzurro, grazie soprattutto a qualche spunto personale sulla fascia. Sembra ben funzionare l'asse stoppa-lunetta, ma i due non hanno il tempo per poter lasciare il segno in maniera forte e decisa. Lunetta 7. Il migliore dei suoi, entrato al posto di Jimenez, non fa rimpiangere lo spagnolo, sfoderando una buona prestazione più in zona offensiva che difensiva. Si propone sempre ai compagni e prova ad innescare giocate e triangolazioni. Suo il gol del momentaneo 2-1, realizzato con un bel tocco sotto davanti al portiere. Si trova molto bene a duettare con Stoppa in fase offensiva. I due infatti hanno momentaneamente riacceso le speranze del Catania prima del colpo del KO. L'italiano si conferma sempre una riserva decisiva. Di Tacchio 5,5. Si limita a fare il compitino e non riesce mai la giocata di qualità. Non prova mai a caricarsi la squadra sulle spalle per cercare di cambiare l'inerzia della partita, ma le sue qualità glielo permetterebbero. Non brilla, ma non commette particolari sbavature né in fase difensiva né in fase offensiva. Raimo senza voto. Toscano 4,5. Da quanto visto in partita non riesce a dare un'identità di gioco alla squadra e probabilmente non è in grado di far capire l'importanza della gara ai suoi giocatori. Durante la partita non si riescono a cogliere le trame di gioco preparate in allenamento, inoltre i cambi non risultano efficaci al fine di cambiare gli equilibri. Calcionate! Calcionate! L'appuntamento con Calcionate, i commenti in casa rossa-azzurra, puntualmente ogni lunedì alle 19, soprattutto sul canale 19 di TVM Palermo per tutta la Sicilia, tranne per la provincia di Siracusa, Catania e Messina, mentre siamo anche visibili chiaramente sulla piattaforma HBB TV, sia nazionale ma anche regionale. Sul regionale siamo sul canale 15 e sul canale 18, mentre sul nazionale siamo sul canale 268. Siamo, come ho detto poc'anzi, anche in diretta sulla pagina Facebook e so che sono arrivati dei messaggi. Arriva un messaggio su WhatsApp da Maria Grazia che ci scrive: complimenti per questo debutto anche a Noemi, volto nuovo della televisione, e ad Ettore Tortorici per la sua esperienza e competenza. Oh, bene, intanto gli hanno fatto i complimenti perché per te è un debutto a tutti gli Sì. effetti. Bene, bene. Ringrazio. Abbiamo ancora un paio di minuti, vogliamo ricordare il numero WhatsApp in modo che così chi vuole proprio al termine quasi della trasmissione lo possiamo inserire appunto sentendo anche i pareri che sono spesso e volentieri, soprattutto in questa puntata, molto negativi per la squadra rossa-azzurra. Sì, il numero WhatsApp è 340 05 11 286. Benissimo. Allora voglio ritornare a parlare con il direttore. Le pagelle credo che abbiano in un certo senso disegnato la domenica no della squadra rossa-azzurra, e da sottolineare come si è notata che la presenza di Stoppa e anche quella di Lunetta probabilmente ha dato una chance in più per cercare di agganciare il Cosenza, anche se poi purtroppo qualche piccola defezione ha fatto sì che la squadra appunto calabrese potesse poi raggiungere il 3-1 e poi il 4-1 oltre il 90°. Direttore. Sono d'accordissimo sulle pagelle, sui voti dati e sulle disamine
fatte, qualcosa in più lo darei a Forte, perché ricordiamoci che se tu mi metti davanti e mi lasci da solo, ma che responsabilità posso avere io? Cosa devo fare io? Il difensore, il centrocampista, lo posso fare come lo faceva Inglese, ma Il Inglese problema è che poi aveva sotto porta non rendi, che sotto lo porta non aiutavano. rendi, certo. Quindi quando poi con l'avvento di Stop e Lunetta lui ha potuto fare il suo gioco, il Catania ha un po' cambiato faccia, anche se poi ne ha presi altri 2 di gol, È vero. ma ha cambiato faccia, ha avuto qualche occasione in più, ma almeno abbiamo avuto movimento che se ci sarebbe stato dall'inizio, perché la prima cosa che noi abbiamo detto in commento, io e Sabina e gli ospiti che abbiamo avuto durante la diretta Stadio Studio, è che il Catania è entrato da signorina. Cioè, se noi vedendo la partita, ovviamente in bassa frequenza, con Salvo che ci dava le informazioni assieme al collega bravissimo Davide, bravissimo del Corriere adesso non mi ricordo, di Reggio Calabria. Giornale calabrese, sì. Calabrese, sì, molto bravo, tra l'altro, ad esaminare benissimo la partita. E il Cosenza pressava, giocava in avanti, rubava le seconde palle, che erano una delle caratteristiche, caro Ettore, del Catania. È vero. Rubare le seconde palle ed essere davanti, propositivi davanti, sulla vero. fascia destra, sulla catena di sinistra. È vero. Zero assoluto. E sono entrati da signorine, mentre il Cosenza aveva molto più mordente. L'ho riconosciuto anche a Toscano, l'ho detto in modo chiaro, che il Cosenza aveva più mordente, più voglia di vincere, e in uno stadio in cui avevamo tutti i vantaggi, non c'era pubblico, non c'era quindi sostenimento delle famose i lupi di Cosenza, non c'era, cioè potevamo fare la nostra partita anche se il campo era quello che era, ma era anche per il Cosenza il campo. Tra l'altro ricordiamoci che il Cosenza per questo campo in questo modo è stato anche squalificato, ha perso alcune chance quando era nella serie superiore, quindi non è cambiato niente, insomma. Direttore, ti volevo ricordare il nome del caporedattore della Gazzetta dello Sport calabrese, Davide Francischello. Me lo ha comunicato giustamente la redazione proprio in questo istante, perché appunto ha fatto una bellissima radiocronaca. È vero, è vero. Tra l'altro anche obiettivo, che tra l'altro insomma noi facciamo molto di questa obiettività una forza nella nostra trasmissione. È un po' il discorso chiaramente non soltanto del programma live della domenica, ma anche di Calcionate, dove diamo spazio anche soprattutto ai tifosi. Voglio farti una domanda che potrebbe essere un po' trabocchetto, però non lo è. Però tu sei una persona molto riflessiva dal punto di vista anche sportivo e ti dico... Scappo dal trabocchetto, io scappo dai trabocchetti. Allora, nel frattempo possono già partire alcune immagini della vittoria del Trapani, che attenzione vince 2-0 contro la Casertana, che aveva 6 punti e quindi insomma era una squadra certamente molto molto quadrata. Questo Trapani ha recuperato praticamente la penalizzazione di 8 punti. È un Trapani che fa paura e noi tra l'altro mercoledì andiamo proprio in quel di Trapani a giocarci una partita che potrebbe essere già un ago della bilancia in questa parte iniziale della stagione. Che ne pensi su questo Trapani? Ho visto la partita, ho visto un buon Trapani ben messo in campo, che ha giocato contro una Casertana che poteva fare anche la partita, però il Trapani alla lunga è stato molto più propositivo e con 1-2 veramente importante ha portato i punti a casa. Già diciamo gli ha fatto bene perché come dire, ha dimezzato a tutti gli effetti l'handicap iniziale degli 8 punti di penalizzazione. Sarebbe stato tra le prime, mi pare, no? Sì, beh, in questo caso 3 partite e 3 vittorie, assolutamente sì, certo, è logico. Quindi è un Trapani che fa paura, perché poi insomma a Trapani sarà dura, eh? Sicuramente, ma la squadra avversaria che aveva davanti il Trapani non è che non ha giocato, gli è mancato l'azione diciamo più importante, quella del gol, sì. Ma le due squadre si sono ben battute e ecco questo è il gol proprio, questo è il primo gol classico, chiamiamolo un gol voluto dal Trapani. Guardate il 47 che azione che fa e poi la scivolata in gol. Molto reattivo. Il Catania molto se giocherà con queste squadre farà bella figura. È vero. Allora abbiamo paura solo delle squadre di bassa e media classifica, perché
metteranno qualcosa di più che il Catania purtroppo non ha messo a Cosenza. È vero. Allora, rientriamo in studio, abbiamo 4 minuti prima di chiudere. Nel frattempo, però, possiamo già vedere le immagini dei 3 gol che ha realizzato il Benevento in quel di Siracusa. È un Siracusa che è entrato un po' in crisi, no? Perché a questo punto 4 partite, 0 punti. 4 partite, 0 punti, 4 partite, 4 sconfitte. Insomma, ci sta che perdi in casa contro la squadra di Auteri, però è anche vero che adesso il Siracusa deve cercare di cominciare a fare punti prima possibile. Possiamo vedere nel frattempo i 3 gol del Siracusa, eccoli qui. Comunico intanto a Noemi se abbiamo ancora qualche messaggio prima dei saluti e poi ci congediamo con i nostri telespettatori. Sì, Ettore, Salvatore scrive: spero che Toscano, invece di parlare di bagno di umiltà, capisca che il Catania deve giocare da subito, senza attendere nessuna azione degli avversari, e che Jimenez non può giocare da incontrista. E Corbari, messo in quella posizione, non rende per niente. La lettura è perfetta, direi, no, direttore? Il fatto che insomma i tifosi anche da casa capiscono che alcune posizioni in campo, soprattutto di alcuni giocatori, non erano certamente insomma perfette, e quindi la squadra ha sofferto sotto questo punto di vista. Sin dall'inizio ci eravamo detti, e subito i commenti dei nostri amici che scrivevano dicevano: ma che formazione strana, Sì, è come se dovessimo incontrare l'Inter o il Milan. è vero, è Era una vero. formazione veramente propositiva, ma con un campo normale dove la palla che scivola sul campo va bene, ma sbagliavamo un sacco di palloni. Lo abbiamo perso le detto. seconde palle. Lo abbiamo detto. Allora, dobbiamo chiudere, siamo ai saluti. Intanto ti ringrazio, direttore, per il tuo spazio che fa sempre audience all'interno di Calcionate. Grazie, ci perché vediamo hai sabato. sostituito anche l'ospite che purtroppo ha avuto un imprevisto all'ultimo istante. Può succedere, Può succedere, ma insomma la tua presenza è stata perfetta. Hai vissuto il Catania domenica, seppur in bassa frequenza, e quindi hai saputo giustamente leggere quella che è stata insomma la partita in terra calabrese. Dimmi. Studio Stadio ritornerà adesso a commentare. Sabato prossimo. Ci sarà Enzo Lacorte in studio e io sarò Benissimo. con Salvo Russo allo stadio. Perfetto, grazie direttore. Enzo Stroscio all'interno di Calcionate. Voglio ringraziare anche naturalmente Noemi D'Antone al suo debutto televisivo. Dopo dobbiamo festeggiare, lo faremo anche con il nostro regista Gaetano Ligreggi. Ma tu sei poi alla fine un'appassionata di calcio? Io so di sì. Sì, ma soprattutto sono stata anche una gran tifosa del Catania. Benissimo, e allora porterai fortuna ai tifosi catanesi anche a partire dalle prossime trasmissioni. Grazie Noemi D'Antone che ha accompagnato questo debutto della nuova stagione di Calcionate in onda su Globus Television. Abbiamo ricordato le varie piattaforme, su tutti in diretta live sulla pagina Facebook, ma anche sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo, visibile solamente in tutta la Sicilia, tranne che su Catania, Siracusa e Messina. Io mi congedo da voi e vi do appuntamento a venerdì a partire dalle 15 sulla piattaforma di Globus Television, perché ritornerà Stadium Sicilia, il preview delle squadre siciliane che disputano quest'anno il campionato di Lega Pro. Il debutto della nuova stagione avverrà appunto venerdì e con me ci sarà Vincenzo Lacorte. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo venerdì. Calcionate! Calcionate! Rossa azzurro dentro il cuore, Catania la passione con amore, voci forti nella curva, emozioni che nessuno mai ci ruba.